Una delle cose che abbiamo imparato con la crisi economica è fare più attenzione a come spendiamo i nostri soldi. Ma allora perché non proviamo a considerare il nostro fabbisogno giornaliero di calorie alla stessa stregua del denaro? Immaginiamo di portare con noi un portafoglio che contiene le calorie che dobbiamo assumere durante la giornata. Saremo noi a decidere come spendere le calorie di questo portafoglio. Scegliere cosa mangiare ogni giorno, in sostanza come decidiamo di spendere le nostre calorie, non si discosta molto dal decidere come spendere i nostri soldi. Per prima cosa si cerca di provvedere ai bisogni primari e solo dopo, se è rimasto qualcosa, si pensa a qualche spesa superflua. Ma nel momento in cui decidiamo di spendere i nostri soldi, di solito cerchiamo di ottimizzare la spesa. Lo stesso vale per le calorie del nostro portafoglio. Vogliamo spenderle in modo assennato per ricavarne il più alto valore nutrizionale possibile. E proprio come accade quando decidiamo di comprare un paio di scarpe molto costose, possiamo spendere il nostro budget di calorie per qualcosa che desideriamo alla follia, ma di cui non abbiamo un effettivo bisogno. Se però vogliamo tenere sotto controllo il peso, saremo costretti a compensare in qualche modo questa spesa. E se ci sembra logico risparmiare per poterci concedere quel paio di scarpe, allo stesso modo, giorno dopo giorno, possiamo mettere da parte un po' di calorie del nostro portafoglio in modo da poter fare una spesa folle durante il fine settimana, un po' come un libretto di risparmio. Una cosa che manca nel nostro portafoglio delle calorie è la carta di credito. Se spendiamo più di quello che abbiamo, dovremo pagare in un altro modo, ossia con un cuscinetto di grasso sui fianchi. Alcune persone hanno un portafoglio delle calorie più gonfio di altre. Tutti abbiamo un budget calorico giornaliero, ovvero il numero di calorie che dovremmo assumere quotidianamente per tenere sotto controllo il peso. In generale, una donna può avere nel portafoglio intorno alle 1600 calorie al giorno, un uomo di corporatura media circa 2000. E qui sta il bello di questo portafoglio. Una ragazza che inizia la giornata con cornetto e cappuccino rischia di spendere già a colazione quasi la metà delle sue calorie. Se invece inizia a considerare le calorie come se fossero denaro contante, potrebbe convincersi a spendere meno, scegliendo ad esempio un frullato proteico con della frutta, risparmiando oltre 500 calorie che potrà spendere durante la giornata.